prefetto di Agrigento riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e convoca il sindaco di Favara. Al villaggio Mosè si sono scontrate 3 automobili, deceduti un uomo e una donna, altri 2 feriti di cui uno gravemente. Oggi è la giornata mondiale per la lotta contro la AIDS. L'ASP organizza diverse iniziative. Soroptimist contro la violenza di genere. Regalo sospeso, il comune di Agrigento porta un sorriso ai bambini meno fortunati. Misil Meriacragas, semifinale di Coppa Italia d'andata di eccellenza. Il primo round va ai biancoazzurri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è stato convocato stamani dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa e le forze dell'ordine. A sua volta il primo cittadino ha approfittato per chiedere maggiori controlli sul suo territorio. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Prefetto, oggi un momento importante, Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico su Favara. Favara, un'escalation di microcriminalità e non solo, dove ha perso la vita anche un servitore dello Stato, una persona che faceva il suo lavoro, un medico, insomma una persona conosciuta come il dottore Alaim. Ecco, cosa può fare, cosa state facendo? Si tratta di cose anche un po' distinte, perché purtroppo l'episodio gravissimo che ha riguardato il medico cardiologo è ancora in via, come dire, di definizione, quindi va inquadrato, ci sono indagini in corso ovviamente. Noi oggi ci occupiamo, diciamo a margine anche di questo, ma ci occupiamo soprattutto della situazione generale dell'ordine e della sicurezza a Favara, perché ci sono stati recentemente tanti episodi e ci sono tanti segnali anche preoccupanti di un'escalation che inquieta, preoccupa molto le tante persone per bene, quindi che vivono a Favara, quindi anche ovviamente e soprattutto d'intesa con l'amministrazione comunale vediamo di intraprendere magari un percorso che può e deve necessariamente riguardare la prevenzione, implementando per quanto possibile anche i servizi delle forze dell'ordine. È chiaro che, l'ho detto in tante occasioni, vale per Favara ma vale per tutti i comuni della provincia. Se non c'è la collaborazione dei cittadini, se non c'è veramente anche un cambio di passo negli atteggiamenti da parte della società civile, è chiaro che non ci sono controlli che tengono. I controlli sono utili, ma possono funzionare e funzionano sicuramente meglio se i cittadini collaborano e sono al fianco delle forze dell'ordine. Sindaco, oggi ordine pubblico, sicurezza qui alla prefettura, ecco cosa sta succedendo a Favara? Una criminalità che giorno dopo giorno aumenta sempre di più, ma lei ha ricevuto anche tantissime solidarietà anche da parte del Consiglio Comunale. Sì, purtroppo in questo periodo stiamo parlando in diversi mesi sono succedute troppi casi di microcriminalità o come quella che è successa l'altro ieri purtroppo, dove addirittura abbiamo delle vittime. Oggi siamo qui, fortunatamente il nostro appello è stato raccolto subito dal prefetto e dalle forze dell'ordine per fare delle azioni che portano a una presenza stabile sul territorio, perché quello che è importante è la percezione che i nostri concittadini hanno della sicurezza che c'è nel territorio e queste riunioni, questi incontri servono anche a questo. Purtroppo ci sono stati degli episodi, più di uno, fra intimidazioni, furti e quant'altro, che la dicono lunga sul disagio che c'è in questo momento nel nostro territorio. Ecco, lei come se lo spiega, anche come sindaco al primo mandato da un po' di tempo, insomma si è fatto già un'idea quali sono i moventi insomma, che arrivano, anche perché sono diversi i campi in cui la criminalità diciamo, è presente. Purtroppo sono la maggior parte, purtroppo per fortuna, sono la maggior parte episodi scollegati tra di loro e sono episodi di microcriminalità o che non c'entrano niente con la criminalità organizzata, fortunatamente. Però sono degli episodi che vanno controllati. C'è un disagio, questo è sicuro, c'è un disagio diffuso, soprattutto quando riguarda i furti che si sono stati, comunque c'è una povertà. Bisogna ristabilire il controllo e la percezione del controllo da parte dello Stato e delle istituzioni. Chiedete anche magari
dei fondi, maggiore sicurezza oltre ai fondi, insomma c'è anche per questo disagio anche come si può intervenire? Allora, una mano d'aiuto già la Prefettura la sta dando con il bando che è uscito adesso per la videosorveglianza. A breve avremo la possibilità di videosorvegliare bene l'intero territorio. La cosa che manca sicuramente è la possibilità di poter assumere nuovi vigili. Abbiamo un corpo dei vigili urbani ridotto al lumicino, per la situazione di bilancio non possiamo fare né assunzioni né concorsi e questo è un problema per tutti, quindi per questo si chiede anche l'aiuto dello Stato perché non siamo in grado di controllare il territorio in questo momento. Un suo ricordo anche il dottore Alaimo, una persona per bene, una persona che è morto nello svolgimento del suo lavoro, una persona conosciutissima a Favara. Un professionista stimato che tutti apprezzavamo e stimavamo, un uomo sempre disponibile. Oggi Favara piange questa persona. Scontro tra 3 autovetture lungo Via dei Fiumi ieri sera all'altezza della chiesa di Santa Rosa all'ingresso del villaggio Mosè ad Agrigento. 2 persone hanno perso la vita, altre di cui uno in maniera grave sono rimaste ferite. A scontrarsi frontalmente per cause ancora non chiare sono state una BMW, una Mercedes, una Volkswagen Lupo. Hanno perso la vita Salvatore Lentini, agrigentino di 54 anni, e Calogera Paino di 74 anni. Le vittime sono state identificate, e inizialmente con qualche difficoltà, dai carabinieri. Salvatore Lentini era alla guida della BMW, Calogera Paino invece era sulla Mercedes che era guidata da un 73enne rimasto gravemente ferito. Proprio quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio. Il quadro clinico viene ritenuto assai delicato. Ferita in maniera lieve, infine, la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo. Anche lei è stata trasferita con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Contrada Consolida. Toccherà adesso agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo che presenta molti punti oscuri. La procura di Agrigento, retta dall'aggiunto Salvatore Vella, ha già aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Dolore e costernazione sono stati manifestati a nome di tutta la comunità agrigentina dal sindaco Franco Miccichè, amico personale di una delle vittime. Operazione Sugar, smantellati 2 gruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, 21 le misure cautelari per 13 persone, è scattato il divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Per altri 8 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto anche il sequestro di beni e denaro per oltre 220.000 euro. I dettagli nel servizio. Operazione Sugar, quella messa a segno all'alba di stamane dalle Fiamme Gialle di Palermo, le quali hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del locale tribunale nei confronti di 21 soggetti, di cui 13 colpiti dalla misura del divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e 8 destinatari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Le indagini hanno riguardato 2 gruppi criminali che avrebbero gestito 2 distinte piazze di spaccio attive a Mazzara del Vallo, nel Trapanese, nel quartiere popolare di Mazzara 2, attraverso una capillare rete di distribuzione in grado di perfezionare quotidianamente molteplici cessioni di sostanze stupefacente, diversificando nell'offerta del crack alla marijuana, all'hashish e alla cocaina. Un carattere comune ai 2 sodalizi investigativi sarebbe il sistematico ricorso ad un linguaggio criptico per dissimulare la compravendita di sostanze stupefacenti che, a tal fine, venivano denominate ricci, pesci, magliette bianche oscure in relazione alla differente tipologia di droga trattata. Le vicende oggetto di approfondimento investigativo sono state valorizzate anche in chiave economico-patrimoniale, acquisendo elementi indiziari che hanno permesso di ipotizzare in capo a uno dei principali indagati il reato di autoriciclaggio, in quanto lo stesso avrebbe reinvestito parte del denaro frutto dell'attività illecita nell'acquisto di un motopeschereccio che fa parte del bene oggetto del provvedimento di sequestro. 7 dei destinatari delle misure cautelari infine risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza. In conformità alle disposizioni vigenti, tale circostanza
sarà oggetto di comunicazione all'INPS al fine dell'immediata sospensione del suddetto beneficio. L'odierna attività di servizio testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno della Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini delegate della direzione, in questo caso distrettuale antimafia, nel contrasto del traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati a tutela della salute pubblica e dei cittadini onesti. Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza. Da oggi, 1° dicembre al 20, torna l'iniziativa Sarà comunque Natale, regalo sospeso, che vede il comune di Agrigento, associazioni di categoria del commercio, commercianti e associazioni di volontariato uniti per regalare anche in questo Natale un sorriso ai bambini meno fortunati. Arturo Cantella. Parliamo di questa iniziativa del Santo Natale che già l'anno scorso è andata bene, il regalo in sospeso in collaborazione con diversi enti e associazioni della città. Sarà comunque Natale, questa è l'iniziativa che l'amministrazione comunale promuove per la 3ª volta consecutiva, quella del regalo sospeso, destinata a chi? Alle famiglie che hanno sicuramente maggiore bisogno, ma soprattutto a quei bambini che magari in questo Natale possono sentirsi più tristi rispetto alla situazione socio-economica della propria famiglia. E qui l'intervento dell'amministrazione attraverso questa iniziativa, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con il Leo Club Agrigento Host, dove si farà questa raccolta attraverso le attività commerciali che hanno aderito al progetto e i cittadini che vogliono, nel momento in cui si recheranno in queste attività commerciali per fare i propri regali o per fare i propri acquisti, avranno l'opportunità di lasciare un dono e quindi il regalo sospeso, ma quest'anno la novità è anche quella della opportunità di prevedere un voucher in denaro da lasciare sempre come regalo sospeso, dove poi alla fine del progetto, il 20 di dicembre che si concluderà la raccolta, faremo, diciamo così, la distribuzione alle associazioni di volontariato presenti sul territorio che hanno aderito all'iniziativa e la distribuiranno nelle proprie sedi alle famiglie più bisognose. Ecco, voi collaborate a questa iniziativa, ecco, fattivamente quale sarà la vostra funzione all'interno del regalo sospeso? Allora, noi del Leo Club Agrigento Host parteciperemo al regalo in sospeso abbinandola all'attività del TON, che è il nostro tema operativo nazionale, che coinvolge ogni anno nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre tutti i club d'Italia. Questa attività consiste in una raccolta fondi attraverso la vendita dei pandorini e quest'anno è finalizzata all'aiuto dei non vedenti. Nella stessa occasione, nella stessa giornata, sensibilizzeremo la collettività a dare il proprio contributo davanti ad uno degli esercizi commerciali che ha contribuito all'iniziativa, magari a sensibilizzare soprattutto il regalo in sospeso che sta mettendo in atto l'amministrazione, e noi del Leo Club Agrigento Host parteciperemo con una donazione fattiva per il regalo in sospeso. Ecco, anche voi contribuite a questa iniziativa in che modo? Allora, la nostra partecipazione, come lo scorso anno, è quella di coinvolgere più imprese possibile, più attività possibile, in modo da mettere a disposizione di tutte le persone che vogliono lasciare un voucher, un regalo per i bambini più bisognosi. Ad oggi molte attività hanno già risposto e speriamo nei prossimi giorni di coinvolgere ancora altre attività e fare in modo che il successo sia garantito, perché quando il Natale arriva deve arrivare per tutti. Oggi, 1° dicembre, è la giornata mondiale contro l'AIDS. Di HIV si parla ormai poco, ma il virus dell'AIDS non è estinto. Per questo l'ASP di Agrigento promuove delle iniziative che potenziano attività di diagnosi e stamani al polo didattico gli studenti delle scuole superiori sono stati coinvolti in un appuntamento tematico. Vediamo. Oggi si parla di AIDS nella giornata mondiale con tante iniziative, ma qual è la situazione da un punto di vista medico? Allora, oggi l'attenzione è puntata principalmente sul Covid, no? Per cui abbiamo un pochettino trascurato il problema dell'AIDS. L'AIDS invece è una realtà sempre presente e continua, è la strategia principale
per combattere l'AIDS è la prevenzione. La prevenzione significa stili di vita e comportamentali adeguati e l'uso chiaramente del profilattico proprio per evitare il rischio di infezione. Un altro aspetto importante è che i ragazzi utilizzano poco i servizi sanitari di prevenzione, compreso il consultorio, no? Per cui abbiamo la presenza non solo dell'AIDS, anche delle altre malattie a trasmissione sessuale, di persone positive che non sanno di essere positive, che quindi possono non solo rallentando la diagnosi ritardano anche la possibilità di una pronta guarigione, no? O di un controllo della malattia, ma possono anche trasmettere infezioni ad altre. Per cui lo scopo di queste giornate, da un lato diffondere il concetto di prevenzione, quindi stili di vita e comportamentali adeguati, e poi l'utilizzo dei servizi di prevenzione dei consultori in primo luogo. Ricordo che nella giornata mondiale dell'AIDS è possibile fare gli screening per le malattie a trasmissione sessuale gratuitamente presso punti prelievo dell'ASPI per tutte le persone dai 18 ai 40 anni. Quindi lo scopo fondamentale di questa giornata è quello da un lato diffondere lo screening e quindi utilizzare proprio questo servizio che stiamo dando, ma dall'altro lato diffondere la cultura della prevenzione e l'utilizzo dei servizi di prevenzione territoriali. Oggi un programma intenso organizzato dall'ASP in collaborazione con diversi club service nella giornata mondiale contro l'AIDS per appunto approfondire la tematica. Ma qual è la situazione anche nella nostra provincia? Allora, nella nostra provincia di Agrigento per fortuna i sieropositivi non sono un numero preoccupante. Però oggi la mia presenza è per studiare un po' e presentare meglio l'infezione da HIV nell'ottica che ci fornisce la medicina di genere, perché da alcuni anni si stanno moltiplicando gli studi clinici e quindi abbiamo a disposizione molta letteratura scientifica che ci dimostra come la medicina di genere sia non una nuova branca della medicina, lo sottolineo, ma sia un'ottica ormai trasversale alla medicina che porterà alla appropriatezza delle cure, ad una equità nelle cure e in futuro si spera ad una medicina personalizzata. Quindi io oggi parlerò della infezione da HIV che appunto poi può portare all'AIDS conclamato nell'ottica di genere, perché le donne si è visto che sono particolarmente a rischio per motivi biologici, per motivi sociali, per motivi culturali all'infezione, a contrarre questa infezione rispetto al sesso maschile. Quindi ci sono tante componenti di cui tenere presente, non soltanto il virus in se stesso. Voglio sottolineare la definizione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Medicina di Genere, perché ci fa comprendere il profondo significato appunto di questa nuova visione, e cioè dire lo studio delle influenze che hanno sulle malattie sia le componenti biologiche, sia le quindi differenze biologiche legate al sesso, ma bisogna tener conto anche delle differenze legate al genere, che sono le differenze di tipo sociale, culturale, economico, religioso, cioè tutte delle componenti che si è visto in effetti influiscono sulla incidenza delle malattie, sulla prognosi, sulla risposta alle terapie e in definitiva quindi poi su come va la malattia nell'uomo e nella donna. Incontro dedicato alla lotta alla violenza di genere organizzato dal Soroptimis di Agrigento a Casa San Filippo. Arturo Cantella. Nell'ambito delle iniziative del Soroptimis Club di Agrigento per prevenire la violenza domestica si è svolto ieri presso la Casa San Filippo, sede del Parco della Valle, un interessante convegno dal tema Donne e violenza, percorso tra storia e storie, testimonianze e teatro. Il convegno si è svolto con la relazione di Margherita Trupiano, che ha portato anche saluti nella sua qualità di presidente del club, a seguire gli interventi di Esser Vedova, presidente dell'Associazione Culturale Alda Merini Liberamente Donna, Susi Indelicato,
che ha interpretato il mostro tratto da Ferite a morte di Serena Dandini, Antonella Di Mino, che ha introdotto la testimonianza di Giovanna Zizzo, mamma di Laura Russo, Giada Attanasio, che ha introdotto la testimonianza di Letizia Lopez, sorella di Rosaria Lopez, Lia Cipolla, che ha interpretato You and Me, tratto da Ferite a morte di Serena Dandini. Quindi Vincenza Gaziano, nella sua qualità di presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Al termine della serata è stato presentato, nell'ambito della dolcezza contro la violenza, lo chef internazionale Rosario Matina, il dolce, il soroptimino, il biscotto stellato contro la violenza sulle donne, creato appositamente per il club di Agrigento. Sì, oggi torniamo sempre sull'argomento leggi segni. Sarà la lettura dei segni che noi vedremo attraverso la storia in una relazione di Ester Vedova, attraverso le testimonianze di Giovanna Zizzo e di Letizia Lopez, e ancora attraverso la necessità di ripercorrere quella che è la normativa, e lo faremo con l'avvocato Vincenza Gaziano, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Poi chiuderemo in bellezza con la presentazione del soroptimino, il biscotto contro la violenza sulle donne che ha creato per noi lo chef Rosario Matina. Una sintesi del mio intervento non è semplice, va in direzione di questa violenza verso le donne che poi di fatto traduce anche la violenza che la società complessivamente sta maturando oggi e oggi più che mai, in cui ci sono rigurgiti anche di forme di conservazione nei confronti delle famiglie e delle donne. Il mio intervento si articola su in particolare quello che è stato il primo femminismo e invece gli interventi successivi di un femminismo più maturo che guarda invece alla violenza contro le donne relativamente alla trasversalità del problema che riguarda i maschi di tutte le classi sociali, di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le religioni, e anche il caso dell'aggressione all'interno delle famiglie, quindi una maturazione diversa che poi si enuclea perfettamente in quello che l'ONU ha definito come violenza verso le donne, che non è solamente una violenza di tipo sessuale, ma una violenza complessiva, psicologica, che vede la società nel suo complesso, e nelle sue articolazioni determinare. Quindi si parla di violenza economica, si parla di violenza psicologica alle donne, si parla di violenza più generale rispetto anche alla violenza assistita, e cioè a quella fase per cui i bambini maschi che si sono trovati per esempio a vivere i casi di violenza all'interno della famiglia poi saranno loro stessi i futuri uomini che creeranno problemi all'interno di un rapporto di coppia o altro, così come le ragazze saranno in qualche modo più propense a essere vittime, e quindi anche una visione più generale del problema e anche l'uso, e su questo io mi baserò sostanzialmente, delle parole e quindi dei messaggi che vengono lanciati rispetto ai temi della violenza, e anche all'uso molto strumentale tante volte che l'informazione fa rispetto a questo problema, che è un problema, come dice la conferenza di Istanbul, che ha un effetto di vero a livello della negazione dei diritti fondamentali della persona. Presidente, oggi interviene a questa iniziativa sulla violenza contro le donne come Presidente dell'Ordine degli Avvocati, un momento importante organizzato dalla Soroptimist di Agrigento. Un momento importante senz'altro, che il Soroptimist ha voluto allargare alla presenza dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento subito a ridosso della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un incontro senz'altro importante a cui noi partecipiamo con grande piacere. Siamo grati alle associazioni che operano nel territorio quando vogliono, con la presenza di più figure professionali, di operatori sociali, affrontare una tematica così delicata e così di grande attualità. Non è mai
perduto il tempo che si dedica ad un incontro, a un dibattito che ha come al centro questa tematica, che quest'anno credo il Sor Optimist voglia affrontare con un taglio un po' diverso, con la presenza di artiste della provincia agrigentina, quindi con un segnale di positività, un virgulto di rinascita, per dire che il mondo femminile è un mondo ricco di emozioni, di cultura, e che quindi la donna ha l'esigenza di essere rappresentata davvero per quello che è lontana da qualunque ambito di violenza o sia essa psicologica sia essa fisica. Noi daremo il nostro apporto per l'esperienza ovviamente professionale maturata in questi anni. Allora, parliamo di questo Sor Optimino, un dolce tipico creato per il Sor Optimist, che parte da Agrigento. Sì, piccoli ingredienti sani e genuini, il latte, il burro, la nostra farina di Maiorca tipica siciliana, la nostra farina di grano tenero, nonostante di grani antichi, e poi non possono mancare le clementine, che sono quelle simbolo, questo frutto simbolo della lotta contro la violenza delle donne. Per me è un onore essere qui e aver ideato questo piccolo biscotto chiamato Sor Optimino, ecco qua, in onore di questa manifestazione e questa associazione mondiale, che mi onoro insomma di essere qui con il presidente Margherita Tupiano, che ringrazio di avermi coinvolto in questa manifestazione, di avermi invitato. Il mio augurio è che questo biscotto possa essere in tantissime tavole, in tantissime manifestazioni, e che possa raggiungere veramente tante mani, e che sicuramente comunque sarà un piccolo dolcetto anche molto gustoso da assaggiare. Ecco. Oggi seconda giornata della prima conferenza internazionale Agrigento e l'Università del Mediterraneo. Vediamo. Seconda giornata della conferenza relativa alla costituzione internazionale della rete delle università del Mediterraneo, stamani presso l'Aula Magna dei Villa Genuardi del Polo Territoriale Unipalermo, dopo la firma del protocollo per la sua costituzione, che si è svolta ieri al Museo Griffo. Oggi la tavola rotonda, moderata dal prorettore presidente del Polo Universitario di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino, con gli interventi dei vari poli e consorsi di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, e del presidente del Forum del Mediterraneo dell'Università della Giordania. Ecco, come valuta questa iniziativa e che benefici ci saranno sia per la nostra città che anche per il vostro paese? È una cosa importante, questo è un progetto che porta fortuna, speranza e cultura, perché in questo modo questa unità di queste università del Mediterraneo, della Giordania, della Siria, della Palestina, dell'Egitto, del Libano, così questi professori, studenti che di questi paesi avranno il contatto con gli studenti di Agrigento e con i professori di Agrigento, e vedranno Agrigento, vedranno la Sicilia. Già abbiamo fatto 2 o 3 workshop qua con i nostri studenti, e anche gli studenti di Agrigento sono venuti da noi in Giordania. Per questo è un frutto di collaborazione che secondo me è importante, perché noi in questi paesi, il Mediterraneo, ci lega molto, ci dà molta soddisfazione di essere molto vicini fra di noi, perché abbiamo la stessa cultura, l'albero dell'olivo, la stessa colore del mare, la pietra, tutta la natura è uguale, anche i nostri visi quasi uguali, per questo il nostro sorriso è uguale. Per questo secondo me questa iniziativa porta molta cultura ai nostri che hanno bisogno di amare l'altro vicino, che ha molte caratteristiche uguali. Per questo quello di Agrigento andrà a incontrare quelli di Amman, o quelli di Damasco, o quelli del Cairo, o quelli di Palestina, o quelli del Libano.
Per questo è importante questa collaborazione. Questa iniziativa, mi dispiace innanzitutto di non essere stato presente ieri e quindi non avere sentito gli interventi che saranno stati sicuramente prestigiosissimi anche sotto il profilo del contenuto, oltre che delle persone. Però ritengo che sia un'iniziativa importante, quello di cercare la sinergia con le varie università e i consorzi del Mediterraneo. Chiaramente questo crea certamente e dà spunti per nuove idee e per nuove progettazioni. Caltanissetta è un piccolo centro, abbiamo affrontato il periodo della pandemia che non è stato facile, quindi noi dal mio insediamento all'inizio di una attività proficua è passato del tempo, però io insieme al mio staff, quindi al consiglio tutto e al consulente di direzione, ai segretari e tutto, è stata un'attività assolutamente sinergica. Abbiamo istituito quest'anno, grazie alla sensibilità del nostro rettore, il professor Massimo Midiri, che ha veramente mostrato una grande attenzione nei confronti dei consorzi e nei confronti di Caltanissetta, che è votata molto alla sanità, tant'è che abbiamo il nuovo corso di scienze infermieristiche, abbiamo in cantiere un altro corso che inizia l'anno prossimo di scienze e tecnologie biologiche e abbiamo altri in progetto. Ovviamente stiamo aumentando le location, tant'è che il sindaco, che è uno dei partner, perché vorrei puntualizzare che il Consorzio Universitario di Caltanissetta, i soci sono tutti enti pubblici, quindi diciamo che hanno tutti interesse affinché la provincia di Caltanissetta possa essere rimpinguata attraverso la presenza di giovani che costituiscono veramente il futuro e soprattutto un grande interesse da parte delle varie autorità, anche delle forze del controllo del territorio, dell'integrazione, perché abbiamo dato vita anche a un corso che già era presente ad Agrigento, inizieremo l'anno prossimo a Caltanissetta, che è il mediatore culturale e linguistico, alla quale hanno posto grande attenzione le autorità civili. La Paola Savona, mi pare. Esatto. Ora ovviamente questo abbiamo in programmazione l'altro, tant'è che siamo alla ricerca ancora di altre strutture, perché fin tanto che quando ci siamo insediati avevamo 3 corsi, già siamo a 5 e creeremo degli altri unitamente ai master che abbiamo già in progetto, a un corso di musicoterapia che è con l'Istituto Bellini, che ormai è ANFAP, si è stato riconosciuto come ente universitario, quindi è stato statalizzato. Diciamo che abbiamo una grande sinergia e una grande attenzione. Questo cosa ha creato? Ha creato l'interesse di molti. Noi abbiamo immediatamente coinvolto tutte le associazioni di qualunque categoria per avere nuove idee alle quali possiamo portare avanti e ne possiamo fare tesoro per allargare l'offerta formativa e dare la possibilità ai giovani e a Caltanissetta di rimpinguare, dove abbiamo uno dei primi corsi per eccellenza del corso di medicina, che chiaramente è il fiore all'occhiello, al quale molti altri corollari di altri corsi in materia sanitaria saranno oggetto di programmazione per i prossimi anni. Siete inseriti anche voi e che benefici ci potranno essere sia per la nostra città che anche per Trapani? Questa è una straordinaria iniziativa promossa dal Polo Universitario di Agrigento e dall'Università di Palermo. Ed è un'iniziativa che pone la Sicilia, non solo Agrigento, al centro del Mediterraneo, delle università del Mediterraneo, e quindi pone la Sicilia come il traino di uno sviluppo che è culturale, naturalmente, accademico-scientifico, ma mi permetto di dire anche civile, nella misura in cui siamo in grado di mettere in dialogo realtà che, nonostante abitino nello stesso continente liquido, come è stato definito dagli storici il Mediterraneo, talvolta sono distanti se non ostili. L'ambizione è quella di far crescere una cultura della pace in un momento di grave crisi internazionale. È il Mediterraneo che è stato un ponte, ma talvolta è stato anche, come dire, un mare che è diventato anche un cimitero, come ricorda lo stesso Sommo Pontefice. Iniziative come queste, e questa nello specifico, hanno questa ambizione, quindi io sono onorato di essere qui come Presidente del Polo di Trapani a collaborare per quello che è possibile
a questa attività dell'Università di Palermo e del Presidente Tuzzolino che l'ha voluta così tanto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Raccolta differenziata al comune di Agrigento, un mese fa il via alle nuove isole ecologiche mobili, un primo consuntivo dell'assessore comunale al ramo Aurelio Trupia. Arturo Cantella. Facciamo un consuntivo della nuova iniziativa delle isole mobili ecologiche, come sta andando? È circa un mese che il servizio è stato istituito, un consuntivo, Assessore. Ma devo dire che abbiamo avuto delle ottime risposte rispetto all'iniziativa, gli utenti, i cittadini sono molto contenti di questo nuovo servizio che abbiamo dato alla cittadinanza, perché d'altronde diamo la possibilità di poter conferire tutta quella frazione di rifiuti che non viene servito dal porta a porta, e devo dire che i risultati sono stati ottimi, anzi al di là delle nostre aspettative per quanto riguarda la categoria degli ingombranti. Ecco, avete fatto una sorta di bilancio tra le varie zone, non so, una sorta di consuntivo anche quantitativo? Allora, questo lo stiamo facendo perché è importante dare anche questo tipo di informazioni e dire quali sono stati i risultati ottenuti. Infatti sono in attesa che le varie piattaforme mi diano questo tipo di informazioni. Tra l'altro si è anche velocizzato il ritiro di porta a porta, mi risulta che è più veloce da parte dell'azienda preposta. Sì, uno degli obiettivi era quello di ridurre i tempi per quanto riguarda il ritiro degli ingombranti, e in questo penso che siamo riusciti ad ottenere lo scopo. C'è anche una diminuzione degli scarichi lasciati per strada, degli incivili che purtroppo non rispettano le regole. Ma questo è un fenomeno che stiamo attenzionando, l'abbiamo visto in lieve calo, però attendiamo ancora maggiori risultati rispetto a questa problematica. Ecco, i controlli sul territorio continuano a esserci, mi riferisco alle varie telecamere che si sono messe nei vari punti dove prima c'erano le discariche abusive. Sì, no, ma oltre a questo abbiamo i controlli visivi e sul posto da parte del nucleo ambientale della Polizia Municipale. Purtroppo compatibilmente con la limitatezza del personale che abbiamo. Parliamo adesso di Black Friday, ma all'italiana. Vediamo. Il Black Friday ormai secondo me non facciamo un giorno come in America, ma facciamo 2, 3, 4, chi si inventa il Black settimana, il Black mese. Secondo me è più una promozione che si fa per eliminare scorte di magazzino. Le aspettative sono state non troppo rosee come ci si aspettava. La gente ormai sa che tanto se lo fai fra 2 giorni, 3 giorni, non si accalca. In America è diverso, in America è un fattore culturale. Abbiamo importato una festa, l'abbiamo trasformata per un business più prolungato, ma ripeto, è ad appannaggio secondo me dei grossi gruppi, delle grosse catene, dove funziona molto bene anche l'online, perché leggevo durante il Black Friday su 4 vendite 3 erano online e una on site. Da telecamere spente che è cambiato tutto nel commercio, sono saltati tutti i parametri. È cambiato il modo di approccio all'acquisto, che noi eravamo abituati a andare nei luoghi fisici a comprare, adesso i ragazzi nascono con il cellulare in mano perché per loro è normale. Noi non concepiamo perché Dio, ma come fanno a comprarsi un paio di scarpe senza provarle? Per loro non manca la fisicità nel rapportarsi con le negozianti. Manca a noi che siamo più generazione precedente, più datati di età. Loro sono nati col telefono in mano, quindi a loro è una cosa che non hanno vissuto, quindi è normale anche questo, quindi è cambiato il modo di fare business, quindi dobbiamo cambiare anche noi di conseguenza. Siamo allo sport, calcio, grande prova di forza dell'Acragas che vince anche sul campo del quotato Miss Mary, la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza Girone A. La squadra di mister Nicolo Terranova si è imposta per 1-0. Carmelo Lentini.
Grazie ad una gara tatticamente perfetta, l'Acragas si aggiudica la gara di andata di Coppa Italia sul terreno dell'Aloisio di Misilmeri. I padroni di casa, privi degli squalificati Concialdi, Lonigro e dell'argentino Gabriel German e Colombatti, hanno lottato strenuamente e in qualche circostanza si sono resi pericolosi. Ha risposto il tecnico Terranova con 11 quasi inedito, lasciando inizialmente in panca Barrera, Semensin, Briones e Pavesic, buttando nella mischia i giovani Bonanno e Vizzini. Inizio spumeggiante per entrambi gli schieramenti, ma era l'Acragas a comandare il gioco e a sfiorare ripetutamente la rete con i vari Garufo, Vitelli, Vizzini e Mansur. Al 35esimo l'episodio che avrebbe potuto sbloccare la partita. Vitelli si destreggia bene dentro l'area avversaria e dal colpo sicuro indirizza il pallone nello specchio della porta. Sembra fatta, invece il cuoio picchia sotto la traversa, batte sulla linea di porta e poi l'intervento finale di un difensore che allontana la minaccia. Ma si tratta del preludio al vantaggio che arriva invece al 46esimo, nel minuto proprio di recupero. L'arbitro assegna un ultimo angolo all'Acragas prima di andare dentro gli spogliatoi e dalla bandierina un tiro secco a rientrare di Desiderio Garufo si insacca beffardemente tra lo stupore del portiere Zummo. Nel secondo tempo la gara diventa più combattuta, con i padroni di casa che cercano in tutti i modi di pareggiare le sorti dell'incontro. L'Acragas si dispone bene in campo, inserisce forze fresche e mantiene il risultato in mano sino alla fine, non disdegnando di attaccare in contropiede con azioni veloci con Dall'Oro ed il nuovo entrato Semensin. Si chiude dopo 4 minuti di recupero ed ora testa a domenica prossima contro l'Enna in campionato al Gaeta, mentre per il return match se ne riparlerà mercoledì 4 dicembre all'Esseneto. Mister, grande prova di forza del collettivo dell'Acragas che vince 1-0 la gara di andata di Coppa Italia semifinale contro il Misilmeri. Decide Garufo sul calcio d'angolo. È una bella vittoria, una vittoria di prestigio che ci consente di preparare al meglio la gara di domenica. È stata una vittoria sofferta contro, come avevo detto all'inizio, uno degli avversari più forti del torneo. Siamo riusciti a strappare un risultato positivo che chiaramente bisogna confermare nella gara di ritorno. Che valore ha questa vittoria in vista del match di ritorno? Ha un valore importante perché, ti ripeto, intanto ci consente di preparare al meglio la gara di domenica. Quando si vince si lavora in fiducia, si lavora con serenità, col sorriso, e quindi questa partita tira l'altra. Poi per quanto riguarda la squadra, ho visto una squadra che forse nel primo tempo non aveva tanta voglia di correre, però nel secondo tempo abbiamo visto che quando siamo stati in partita abbiamo messo in difficoltà il Misilmeri. Possiamo parlare di vittoria meritata per i biancazzurri? Sì, vittoria meritata, abbiamo tirato un paio di volte in porta, abbiamo preso una traversa. È chiaro che ci poteva stare anche il pareggio del Misilmeri perché ci ha impegnato fino al 95esimo, però credo che il risultato sia meritato. Capitan Cipolla, grande prova di forza dell'Acragas che vince sul campo del quotato Misilmeri la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di eccellenza. Una partita perfetta dei biancoazzurri. Sì, sapevamo che dovevamo affrontare una grande squadra, però sui 180 minuti, quindi abbiamo fatto una partita equilibrata, abbiamo sfruttato le nostre occasioni, ne abbiamo avute un paio importanti. Siamo andati in vantaggio a fine primo tempo, fondamentale, e poi la squadra si è difesa bene, era organizzata ed è riuscita a neutralizzare tutti gli attacchi degli avversari. Che valore ha per voi questa vittoria anche in vista del match di ritorno di Coppa Italia? Ma tutte le vittorie mettono entusiasmo, mettono buon umore, ci alleniamo bene in settimana. Ripeto, sapevamo che era una doppia sfida, era fondamentale soprattutto segnare, l'abbiamo fatto, siamo riusciti pure a vincere, quindi ci dà morale, ci dà stima per affrontare le prossime partite. Anche oggi ha vinto il collettivo.
Siamo un gruppo unito, siamo un gruppo importante, siamo affiatati, stiamo lavorando veramente bene da 4 mesi, io su questa squadra vedo solo margini di miglioramento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!